Domenica 8 febbraio c'è un sole quasi primaverile, ma sul campo di via Santa Elisabetta abbiamo fatto una doccia fredda. Il Cadidavi, una delle squadre di fondo classifica, ha giocato oggi la partita della vita. Nel tentativo riuscito di risalire la classifica ci ha riportato coi piedi per terra e ci ha fatto capire quanto sarà dura mantenere le nostre aspettative e le nostre ambizioni. Foto di rito per il Cadidavi e per il team. Purtroppo stavolta la foto non andrà sull'arena. Arbitra l'incontro il signor Besutti con gli assistenti Resistente e Caia. Comincia il primo tempo, batte il Cadidavi. Abbiamo cominciato a giocare sempre nella stessa maniera, con dei bei lanci, buon controllo palla. Siamo arrivati anche in area, ma la attenta difesa del Cadidavi ha sempre controllato le nostre escursioni. La prima azione pericolosa arriva al 6° minuto. Carpe ne lancia Sacconi sulla sinistra del campo, poi con un'azione personale si libera dei difensori e tira. Il tiro si infrange sul palo sinistro della porta di Peritore, poi la difesa libera. Sulla ripartenza c'è questo lancio di Arduini per Ziviani, è seguito da due difensori, tenta un passaggio verso il centro per Pasini, ma è deviato e Golfer spazza. Adesso è Viola che la passa a Fiero, che la mette per Olivieri, gran tiro ma Ziviani in fuorigioco. Rimessa di Arduini per Belfanti, il suo tiro sull'esterno della rete. Azione personale di Sacconi sulla sinistra del campo, crossa per Gragnato, gran tiro che Olivieri respinge sulla linea di porta. Olivieri adesso recupera un traversone di Gragnato, fa un lungo lancio per Ziviani, ma l'attentissima guardalinea alza ancora la bandierina. E vediamo un altro lancio di Olivieri per Ziviani, stavolta non è fuori gioco, ma Tebaldi anticipa e smanaccia, la mette fuori. Servizio di Nardi per Arduini, che tira verso la porta, colpo di testa di Pasini, ma la palla è a lato. E ancora un lancio sulla sinistra del campo per Sacconi, che controlla la palla e tira. Peritore ci mette la mano, la devia sul fondo sfiorando il palo. E rivediamo un'altra discesa di Sacconi sempre sulla sinistra del campo. Arriva a tirare, ma il suo tiro è fuori misura. Adesso c'è questa punizione di Olivieri. Pasini salta, la sfiora, ma la palla esce. E ancora team. Viola la mette per Nardi. Ci prova dalla distanza, ma il tiro è fuori misura. E con questa punizione e questo fallo su Varano si chiude questo primo tempo. Abbiamo sofferto, onestamente il Cadidavi ha avuto più occasioni, ma nulla poteva far prevedere il crollo che ci sarebbe stato nel secondo tempo. Sostituzioni nel Santa Lucia nel tentativo di girare la partita, escono Belfanti, Ambrosio e Varano, entrano Salvagno, Porcelli e Riva. Comincia il secondo tempo, la battuta è del Santa Lucia. Nei primi minuti il Cadidavi arriva subito al gol, galoppata di Cherdevara, poi Avesani per Gragnato che si districa e tira, poi il suo tiro deviato arriva ad Avesani che insacca. Timida reazione del Santa Lucia che arriva al tiro con questa azione. Fiero viene atterrato,
Si rialza e la mette subito per Pasini, che si lancia verso la porta e tira, Tebaldi para. E adesso è Nardi che lancia, arriva sulla destra del campo, controlla e la mette per Arduini, cross verso il centro, Nardi colpisce al volo ma è alto sulla traversa. Punizione di Boarotto che lancia Sacconi sulla destra del campo, entra in area e viene fermato da Olivieri in questa maniera. Le immagini sono queste, però l'arbitro decreta subito un rigore e ammonisce Olivieri per proteste. Sacconi alla battuta, palla da una parte e Peritore dall'altra e gol. Manca mezz'ora alla fine, il tempo per recuperare ci sarebbe, ma anche le solite punizioni di Olivieri non sono così efficaci, probabilmente non è giornata. E su questa rimessa di Olivieri, un controllo difettoso di Nardi, parte l'azione del Cadidavid, Sacconi viene lanciato sulla sinistra del campo, poi lancia Carpene che atterra Fiero e tira verso la porta, Peritore para. Azione di Fiero che resiste, poi la mette per Nardi che apre per Salvagno, cannonata verso la porta, Olivieri colpisce al volo e c'entra Pasini che è inginocchiato, poi la palla rimbalza sul petto di un difensore, poi l'arbitro fischia. Cambio nel Cadidavi, Carpene lascia il posto a Romeo. E rimessa di Romeo che scambia con Sacconi, poi si avvia verso il centro, la mette per Gragnato che tira, Peritore para. E nuovo cambio nel Cadidavi, Gragnato lascia il posto a Eldrissi e poco dopo Avesani lascia il posto a Zanotto. Adesso è Santa Lucia, Fiero per Nardi che la mette per Ziviani, gran tiro che colpisce la traversa ed esce a fondo campo. Ed è ancora Tin, Ziviani combatte con un difensore, la mette per Fiero, il suo tiro esce sulla destra della porta di Tebaldi. E ancora un cambio nel Cadidavi, Forgia è sostituito da Zoccatelli. Ed è Santa Lucia lasciano Nardi e Viola ed entra Soave e Prota. Rimessa di Peritore, Soave la tocca per Riva che c'entra verso Ziviani, gran cannonata che spella la traversa. Punizione per il Cadidavi battuta da Zanotto, il suo tiro colpisce Eldrissi ed esce a lato. E ancora una sostituzione nel Cadidavi, entra Ciriaci ed esce Sacconi. E azione che comincia con questo intervento di Ciriaci che recuperata palla la mette per Zanotto che si lancia sulla sinistra del campo, poi c'entra e la restituisce a Ciriaci che la mette verso il centro dove arriva Kerdevara che con questa cannonata la mette in rete per la terza volta. E sotto gli occhi sconsolati del Zivi la partita riprende, ma c'è subito questa azione del Cadidavi. Kerdevara viene servito e fa un lancio in avanti verso Zanotto che parte, si libera dei difensori e tira, Peritore respinge ma sulla respinta c'è Endrissi che la mette dentro per la quarta volta. Sono gli ultimi minuti di gioco, la partita non ha molto altro da mostrare. Dopo questa punizione l'arbitro fischia, chiude la partita, era quella che poteva portarci in testa alla classifica. Torniamo a casa con rammarico di non esserci riusciti, dimentichiamola subito e prepariamoci per la prossima col Bevilacqua.